con l'aiuto del Signore vorrei parlare della vera bellezza della salvezza. Leggo 1 Corinzi 6 dal verso 9. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Signore, noi ti ringraziamo per l'opera della salvezza, un'opera straordinaria, impossibile all'uomo, ma a te che tutto puoi, assolutamente possibile. Grazie, Signore, perché hai voluto salvarci. Grazie, Signore, perché ci hai amato fin dalla fondazione della terra. Signore, grazie perché sei tu che sei venuto a noi. E questa mattina ti preghiamo che tu spalanchi il cielo davanti a noi, che tu per mezzo dello Spirito Santo apri la nostra mente, perché possiamo afferrare anche solo una parte della gloria dell'opera di salvezza, Signore, perché l'anima nostra possa innalzarsi verso di te, oh Dio, e dare gloria al tuo nome. Signore, guarda il mio cuore, vaglia le mie labbra, i miei sentimenti e i miei pensieri, Signore. Riempimi di Spirito Santo, perché possa condividere con i miei fratelli la tua parola e non pensieri personali. Te lo chiedo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Quella che fa Paolo è una rassegna di condizioni di peccato, ce n'è più di una nel Nuovo Testamento, ed è curioso che queste epistole che sono rivolte ai credenti, a volte mentre c'è questo elenco di queste condizioni che Dio disapprova, Paolo dice smettete di fare così. E uno si sorprenderebbe dicendo ma come dice ai credenti di smettere? Vuol dire che lo stavano facendo. Perché di fatto noi quando accettiamo il Signore entriamo in una via che così si può raffigurare che è la santificazione, che inizia dal momento della salvezza e procede, va avanti passo dopo passo mentre camminiamo con il Signore. Ma questa mattina io vorrei mettere luce sull'aspetto più importante dell'opera del Signore e che purtroppo spesso mettiamo in secondo piano, e ne ho avuto conferma anche dalle edificanti, certo, vostre testimonianze di oggi. L'opera di salvezza, il motivo per cui Dio ha mandato suo Figlio è per risolvere un problema che noi non potevamo risolvere. E non è il problema del sostentamento delle nostre vite per arrivare a fine mese tutti i mesi. Non è il problema di avere delle sane amicizie o di vivere sani fino a una buona età. Il problema che noi non potevamo risolvere è il problema del peccato. Non c'è modo per noi, tuttora, pur conoscendo il Signore, di risolvere questo problema. È un problema irrisolvibile e gravissimo per noi, perché è l'unico problema, è l'unica questione, è l'unico punto che ci tiene lontani dal cielo e lontani da Dio. Se siamo poveri per tutta la vita, potremo vedere il Signore lo stesso. Se siamo in affanno tutta la vita, potremo vedere il Signore lo stesso. Ma se rimaniamo peccatori non perdonati, non vedremo il Signore. Quindi il Figlio di Dio, Gesù Cristo, è venuto per risolvere il problema del peccato. Perché Dio è santo e noi siamo peccatori. Quella è la
natura di Dio e questa è la nostra natura. Sono due nature incompatibili. E questo crea il problema. Due nature incompatibili che però hanno bisogno di diventare compatibili. Due nature che si respingono l'un l'altra perché Dio odia il peccato e noi stessi sicuramente prima di incontrare il Signore non cercavamo il Signore per amarlo, eravamo incuriositi, eravamo attirati, ma sicuramente non lo amavamo, non lo servivamo. Due nature che sono in repulsione una con l'altra, eppure per la vita nostra queste due nature devono attrarsi e ricongiungersi. La nostra natura ci spinge a peccare, ci spinge a commettere quelle azioni che Dio odia. La nostra natura ci spinge a commettere quelle azioni che ci tengono lontano dal Signore. E voi potete verificarlo tuttora nel Signore. Quando noi stiamo lontano dal Signore, quando noi ci lasciamo guidare dal nostro ego, dai nostri desideri, tutto quello che noi facciamo, scegliamo di fare, ci porta lontano da Dio. La nostra natura è così. Abbiamo tanti problemi, abbiamo tante complicazioni, abbiamo tante difficoltà, ma tutti i problemi che abbiamo, tutte le complicazioni che abbiamo, tutte le difficoltà che abbiamo sono a motivo del peccato. Mentre a volte noi viviamo pensando che il peccato sia uno dei problemi, sia una delle complicazioni, sia una delle difficoltà, insieme a tutto il resto, a un mondo malvagio, alla nostra natura piena di difetti, alle nostre malattie, alle nostre difficoltà personali, ai problemi caratteriali. Tra tutti questi problemi c'è anche il problema del peccato. Non è questo. Tutti i problemi che abbiamo, tutte le complicazioni di questa vita, tutte le difficoltà che affrontiamo sono a motivo del peccato. Il peccato è dietro tutto. Il peccato è la base di tutto. Ogni nostro affanno, ogni nostro peso, ogni nostra caduta è a causa del peccato. Questo è il problema. Come dicevo prima, fratelli, il malato entrerà in cielo. Il tribolato entrerà in cielo. E il peccatore con i suoi peccati non entrerà in cielo. Eppure, nel numero delle mie testimonianze personali, parlo di me, non di voi, noto che più spesso ringraziamo il Signore perché ci accompagna, più spesso ringraziamo il Signore perché ci esaudisce, più spesso ringraziamo il Signore perché è l'amico fedele. Più spesso ringraziamo il Signore perché ci provvede ciò che è necessario, ma meno spesso mettiamo al centro la vera bellezza dell'opera del Signore, il cuore dell'opera sua, perché tutte queste cose per cui noi ringraziamo il Signore sono semplicemente effetti prodotti dall'unico grande scopo della salvezza, che è quello di risolvere il problema del peccato. E come scrive Paolo ai Corinzi, questo peccato che ci tiene lontani da Dio ci rende nemici di Dio, ci rende sporchi, il peccato ci rende inutili, il peccato ci rende accusabili. Eppure non è forse vero che noi ci accostiamo a Dio giustificandoci in qualche modo? Io amo il Signore, Dio sa come sono fatto, mi comprenderà, capirà quello che voglio dire, capirà quello che voglio fare, se cado sa come sono imperfetto. Il peccato ci tiene lontani da Dio. Se noi comprendessimo che quello è il motivo per cui tante volte non udiamo la voce del Signore, per cui tante volte Dio ci sembra così lontano, noi correremo al Signore dicendo: Signore, tutti gli altri problemi della mia vita lasciali perdere, ma risolvi il problema del peccato, perché senza di te io sono perduto. Peccato è il grande problema. E a volte la nostra follia
e di giocare col peccato anche con le nostre semplici affermazioni. Ma voi considerate semplicemente quelli che non hanno Dio, quelli che non hanno fede, e parlano di una vita brillante, di una vita piena, una vita degna di essere vissuta. Parlano di notti trascorse insonni, dandosi all'alcol, dicendo: abbiamo fatto una grande nottata, ci siamo sballati, ma andate da quelle persone il giorno dopo, quando non riescono ad alzarsi dal letto, quando hanno un mal di testa che li tiene abbattuti per tutta la settimana e non riescono a fare più nulla. E per quell'attimo di sballamento loro vivono una settimana che non raccontano a nessuno, perché non è una settimana gloriosa, non è una settimana vissuta al 100%, ma è effetto del peccato. Pensate agli apprezzamenti che si sentono ovunque, sul posto di lavoro o al bar quando prendi un caffè, di uomini che guardano una donna passare e dicono: io farei questo, non mi curerei per un attimo di tradire mia moglie, io vorrei soddisfare questo appetito carnale. E quando qualcuno arriva non soltanto a pensarlo, perché Gesù dice che semplicemente pensare è commettere adulterio, semplicemente pensando di offendere un fratello è commettere omicidio, ma quando qualcuno arriva a commetterlo e va a vantarsi coi colleghi dicendo: io sono un uomo che è capace di far cadere le donne ai suoi piedi, poi si dimenticano che distruggono la loro famiglia, la famiglia di quell'altra persona e tutte le persone che sono raccolte, e per un attimo in cui hanno vissuto un trionfo per questo mondo hanno devastato tutta la loro vita, per tutta la loro vita. E non si vantano però di famiglie distrutte, di figli abbandonati, di separazioni. Vedete che quando il mondo si vanta del peccato, si vanta di un momento e cerca di nascondere la devastazione di un peccato che rovina le vite. Quando quelli che provano nuove sostanze vogliono vivere un'esperienza nuova, raccontano di come si sentono quell'attimo, ma non raccontano mai di dove finisce nel baratro la loro vita, quando poi quella sostanza crea una dipendenza che ti costringe a fare cose illegali, e la loro vita raccontata dopo è una vita da cancellare. Il peccato ci rende nemici di Dio, e anche nella nostra vita di credenti il peccato continua a essere il problema. Ma noi ci giustifichiamo tante volte. Signore, aiutami, Signore, capiscimi. Ma il peccato ci tiene lontani da Dio. La salvezza che si riceve in Cristo toglie il problema del peccato. Questa è la premessa. Sarò breve nell'esposizione, perché adesso vi voglio raccontare della vera bellezza della salvezza. La vera bellezza della salvezza in Cristo non è nella pace. Oh, gloria a Dio per la pace. Vogliamo la pace di Cristo, una pace che il mondo non dà. Ma la vera bellezza dell'opera di salvezza non è nella pace. Gli uomini in questo mondo riescono a vivere dei momenti di pace, riescono a comprendere in minima parte, ma in quella minima parte sì, cosa può essere pace, la desiderano. La vera bellezza della salvezza non è nella gioia, eppure la gioia che Cristo dà, quante volte lo diciamo, è una gioia inspiegabile, che rimane nel nostro cuore anche quando siamo in mezzo alla prova. Ma non è quella la vera bellezza della salvezza. La vera bellezza della salvezza non sta neanche nella forza che Dio ci dà. Eppure noi abbiamo visto persone distrutte in questo mondo ricevere Cristo e assumere su di loro forza, una forza che viene dall'alto, che li rende capaci di andare avanti e affrontare ogni difficoltà rimanendo fedeli al Signore. Una forza che viene dal cielo, perché dalla terra non sarebbe spiegabile, ma non è quella la vera bellezza della salvezza.
E quando noi parliamo a chi non conosce il Signore della salvezza in Cristo, promettendogli la pace, promettendogli la gioia, promettendogli la forza, noi stiamo sbagliando il bersaglio e non stiamo mostrando la vera bellezza, il vero valore, ciò che fa splendere l'opera di Gesù in un cuore, ciò che quando viene svelato agli occhi di un uomo, di una donna, quell'uomo, quella donna non può più fare a meno che desiderare quella salvezza. La vera bellezza della salvezza sta in quello che Paolo descrive nei versi che abbiamo letto. Voi eravate adulteri, effeminati, sodomiti, ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori, rapinatori, voi eravate peccatori, vivevate una vita nel peccato, eravate lontani da Dio. E Dio era lontano da voi perché Dio odia il peccato. Ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo. La vera bellezza della salvezza sta nella santità che Dio porta quando perdona i nostri peccati. La bellezza di Dio è nella sua santità. Ciò che attira di Dio, se ci pensiamo bene nel profondo, è la sua santità, perché la santità di Dio non è mai stata conosciuta in questo mondo. La santità di Dio non è cosa di questa terra, non è cosa dell'umanità, ed è ciò a cui noi aspiriamo, perché qui non la possiamo possedere, perché con le nostre forze non la possiamo possedere. La vera bellezza sta nella santità, ma siete stati lavati. La bellezza di Dio è la sua santità. Ciò che ci fa dire che Dio è puro, che è luminoso, che tutto quello che Lui fa è bello, è senza difetto, è la santità di Dio. Stiamo parlando della santità di Dio. Quando qualcuno assume delle sostanze per avere la forza di resistere un giorno intero in un grande problema lavorativo che ha bisogno di tutte le sue risorse per fare le cose senza difetto, sta cercando la santità. Ma il peccato lo tiene lontano dalla santità, perché la santità è essere senza difetto, la santità è la perfezione, la santità è la trasparenza, la santità è la purezza, la santità è quella cosa che quando tu la vedi dici è giusto così, è a posto così. Quando i giovani vanno in palestra per modellare il loro fisico, perché il loro fisico sia perfetto, è la santità che stanno cercando. Modellano il loro fisico perché si possa dire che è senza difetto. Ma tutto quello che è qua giù è con difetto, è viziato dalla vanità, dalla falsità. È la santità quello che stiamo cercando. Ciò che è luminoso è la santità. Noi vogliamo spiccare. Molti vogliono servire il Signore, ma quando parli con loro si scopre che non vogliono servire, ma vorrebbero stare qua dietro. E chi è stato qua dietro per un certo periodo può confermarlo con me. Basta venire solo un paio di giorni qua dietro con queste responsabilità per dire: ma chi ve lo fa fare di aspirare appesi così? Ma perché si vuole venire qua dietro? Perché si vuole cantare? Perché si vuole suonare? Perché si vuole fare delle cose particolari? Per essere messi in evidenza, cioè per essere illuminati, per essere luminosi, per essere notati. Questa è la tensione alla santità. Perché la santità è luce, la santità è luminosa. La santità fa spiccare la bellezza, ma quando noi la cerchiamo nel peccato di questo mondo, ci tiene lontani da Dio. Ciò che è di più bello noi possiamo immaginare, ciò che è di più luminoso, trasparente noi possiamo immaginare, è la santità.
E la bellezza della salvezza sta in questo, che toglie il peccato dal nostro cuore e ci fa vedere che cos'è la santità. Quando il primo giorno in cui abbiamo incontrato il Signore ha rotolato il peso del peccato dal nostro cuore, come ci siamo sentiti? Ci siamo sentiti vivi per la prima volta. Ci siamo sentiti senza pendenze per la prima volta. Ci siamo sentiti con le spalle coperte, senza paura che qualcuno da dietro ci pugnalasse, perché eravamo stati perdonati, eravamo stati giustificati. La vera bellezza della salvezza sta nella risoluzione del problema del peccato, che ci permette di conoscere la santità di Dio. Dio è santo e noi lo possiamo conoscere, perché Gesù perdona e cancella i nostri peccati e continua a farlo. Dice Paolo, ma siete stati santificati. La vera bellezza della salvezza sta nel fatto che abbiamo adesso la possibilità di andare davanti a Dio per essere appartati da Lui invece che essere distrutti. Possiamo udire le parole di Dio, possiamo servirlo, possiamo assomigliarlo, perché Egli ci ha santificati, cioè ci ha appartati, ci ha messi da una parte per Lui, davanti a Lui, nella Sua presenza. Chi viene salvato va davanti a Dio. Quanti milioni di persone cercano Dio, vorrebbero avere una parola da Dio. La bellezza della salvezza che ci porta davanti a Dio. L'abbiamo letto prima, ci ha trasportati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. E per stare davanti a Dio, Dio non deve togliere le nostre malattie. Dio non deve togliere i nostri problemi economici. Per stare davanti a Dio, Dio deve togliere il peccato. Il peccato. E Lui lo fa per mezzo di Gesù. Per mezzo di Gesù toglie il peccato dal cuore dell'uomo. E ancora oggi, se c'è qualcuno che dice al Signore, Signore, perdona i miei peccati, sarà salvato e vedrà la bellezza della salvezza. Vedrà quel velo togliersi e scoprire davanti a sé qualcosa che Dio ha preparato, che il cuore ha sempre desiderato e non ha mai visto, stare davanti a Dio. E poi dice, ma siete stati giustificati. La vera bellezza della salvezza sta nella vittoria sul peccato. La vittoria sul peccato. Vedete, quando vinciamo, noi diciamo che la vittoria è bella. Ci piace la vittoria, la desideriamo perché è bella. La salvezza è vittoria, vittoria sul peccato. Noi possiamo vincere quel peccato che prima ci teneva schiavi. Ora siamo liberi, ora siamo capaci di non peccare. Ci sono alcuni credenti che ancora lottano contro un peccato che li vince. Ci sono alcuni che sono legati, schiavi. La bellezza della salvezza, la vera bellezza della salvezza è che ci dà la vittoria sul peccato. Noi siamo vittoriosi sul peccato. Il peccato non ci signoreggia più perché siamo stati salvati. Il credente nato di nuovo, salvato per grazia, non parla della lotta contro il peccato come una lotta di continua sconfitta, perché c'è vittoria sul peccato. Gesù è morto sulla croce, ma il terzo giorno è risorto e ci dà la vittoria. Noi siamo capaci di non peccare più con l'aiuto dello Spirito Santo. E credo che abbiate fatto anche voi questa esperienza. Quando riportiamo la vittoria sul peccato, noi ringraziamo il Signore della bellezza della sua opera. Gustiamo gli effetti di quest'opera straordinaria che rende possibile quello che senza Cristo non è possibile.
vincere il peccato. E odiamo noi stessi quello che Dio odia in noi. Lo odiamo. Lo odiamo. Noi non possiamo più indulgere in cose che Dio odia, perché siamo stati salvati. Noi abbiamo gustato la bellezza della santità di Dio. Noi abbiamo ammirato le perfezioni di Dio. Noi abbiamo visto qual è il carattere di Cristo. Abbiamo visto che cosa significa vivere senza il peccato che viene cancellato. Noi abbiamo visto tanta bellezza. Ora il peccato lo odiamo. Amen. Perché ci rende brutti, spregevoli, lontani da Dio. Ora noi odiamo fare le cose che Dio odia, perché abbiamo visto la bellezza della salvezza. Abbiamo visto perché Cristo ci ha salvati. Abbiamo visto che cos'è la luce. Abbiamo visto che cos'è la purezza. Abbiamo visto che cosa sono le perfezioni di Dio e non ce ne vogliamo più allontanare. Ecco perché odiamo le azioni che Dio odia. Ecco perché non vogliamo mantenere nel nostro cuore sentimenti che Dio odia. Ecco perché non vogliamo compiere decisioni che Dio non approva. Perché noi abbiamo visto la bellezza di un'opera così meravigliosa che noi non potevamo fare. Oggi vogliamo fare una cosa. Vogliamo chiedere a Dio perdono dei nostri peccati. Increduli e credenti, perché continuiamo a essere peccatori salvati solo per la grazia di Dio. Ancora oggi abbiamo peccato, ma vogliamo gustare la bellezza di quest'opera, vogliamo sentirci perdonati, vogliamo sentirci puliti, vogliamo sentirci rivestiti. Vogliamo sentire il cuore nostro placato dai combattimenti, dal turbinio di sentimenti contrastanti contro il mondo, nemici del diavolo, nemici di noi stessi, nemici di Dio. Vogliamo sentire il nostro cuore placato. Vogliamo sentire la nostra mente rasserenata. Vogliamo sentire la nostra vita messa in ordine. Fratelli, questa non è bellezza. Non sono le cose che il mondo cerca. Questa è la bellezza dell'opera di Cristo. E tutto si porta a un punto solo, la soluzione del problema del peccato. Ma Dio, che odia il peccato, ma ama il peccatore, risolve lui il problema. E non lo risolve in tanto tempo, lo risolve all'istante. E in un istante rimuove il macigno del peccato, perché noi possiamo ammirare la bellezza di quello che Cristo fa in un cuore. E questa mattina tutti insieme vogliamo dire al Signore: Signore, mostrami la vera bellezza dell'opera di Cristo. Rimuovi il peccato dal mio cuore e fammi vedere la tua santità e io ti glorificherò. E se qualcuno non ha ancora fatto mai questa preghiera, o forse sta vivendo in una condizione carnale, di peccato, invochi il nome di Cristo, chiedendo perdono dei propri peccati, e tornerai a vedere la bellezza della salvezza per grazia. Alziamoci in piedi, ringraziamo il Signore.